Eccoci qua, come vi avevo anticipato, come sempre il nostro spazio di approfondimento gestito dallo SPCGIL, questa volta tra virgolette imprestato all'Inca, che succede alcune volte. Perché? Perché ci sono delle comunicazioni che necessitano un approfondimento, una comprensione dettate appunto dalla situazione contingente attuale. E allora ecco la nostra esperta, ben ritornata Anna Bilato, responsabile regionale Inca CGIL. Allora, Inca è? Istituto Nazionale Confederale di Assistenza, e ha una storia molto lontana perché risale agli anni 46, perciò una specie di patronato. È insomma il patronato, sì, sindacale della CGIL, che appunto fa tutto quello che è l'attività di assistenza e tutela delle persone nei confronti del tema della previdenza e dell'assistenza. In questo periodo qui ci sono diverse questioni che sono emerse, quindi ci rivolgiamo ai lavoratori più che ai pensionati. Ci rivolgiamo soprattutto ai lavoratori, comunque alle famiglie dove appunto ci sono presenza di lavoratori con figli o con soggetti che appunto hanno bisogno di essere accuditi in questa fase così difficile dell'emergenza del coronavirus. Per precisare, l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio, cioè, tra l'altro escono tutti sempre di notte, dietro l'altro, cioè, con effetto il giorno dopo, vabbè. Certe volte si attendono mesi e secoli per mai tanta celerità nel creare certe situazioni. Mette a casa tantissimi lavoratori, migliaia e migliaia. Questi lavoratori saranno supportati da che cosa? Saranno messi in ferie, chi deve consumare ferie, in permessi oppure in cassa integrazione? Le categorie che non sono indispensabili. C'è la cassa integrazione che ormai praticamente con le norme messe in atto è una cassa integrazione che interviene su tutti i livelli, anche per le aziende piccolissime, anche dove c'è solo un unico dipendente, perciò sono forme di ammortizzatori sociali che lo Stato ha messo in atto proprio per garantire un sostegno sia alle aziende che ai lavoratori. Esistono però poi degli interventi che appunto sono degli interventi rivolti alle famiglie per quelle realtà in cui invece non c'è la sospensione dell'attività lavorativa, ma ci sono aziende che continuano a produrre, sono quelle aziende che rientrano nella casistica, insomma, di aziende per le quali c'è la necessità della continuità dell'attività lavorativa, perciò intese come attività essenziale, che questi lavoratori in attività lavorativa hanno la possibilità comunque di chiedere dei periodi di assenza, esatto, dal luogo di lavoro. Il congedo straordinario. Esattamente. Allora, vediamo un po' la supporto della slide che così illustra nel dettaglio sintetico, invece noi lo spieghiamo bene. Congedo straordinario retribuito. Sì, che cos'è? Il congedo straordinario retribuito è un congedo proprio che viene dato straordinario proprio perché va oltre, diciamo, l'ordinarietà, e sono 15 giorni di retribuiti continuativi o frazionati per quei lavoratori che hanno figli di età inferiore ai 12 anni. È un congedo per i bambini. Esattamente, è un congedo che è indennizzato al 50% e il limite d'età di 12 anni non viene posto qualora appunto i figli siano figli riconosciuti portatori di handicap. In questo caso non c'è, si va oltre i 12 anni, non ci sono limiti di età. È importante da sottolineare che questa tipologia di congedo è subordinato alla condizione che l'altro genitore sia occupato, nel senso che se l'altro genitore è disoccupato piuttosto che sta già beneficiando di cassa integrazione, ecco, questo congedo straordinario retribuito al 50% non viene riconosciuto. E nella scheda abbiamo anche riportato come fare la domanda, perché è molto importante che le persone sappiano appunto anche non solo quali sono i propri diritti ma come esercitarli. Ecco, la domanda deve essere presentata attraverso la procedura dell'INPS dedicata e avvalendosi dell'assistenza del patronato Inca, della CGIL appunto che supporta i lavoratori. Ma il patronato Inca sono chiusi? Ecco, brava, la domanda giusta, che infatti volevo aggiungere questo aspetto. Noi abbiamo chiuso proprio perché dovevamo intervenire nell'ambito dell'emergenza e di applicare le disposizioni appunto che erano stati emanati anche dai vari DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri. Abbiamo dovuto chiudere, ma in realtà siamo chiusi, le porte sono chiuse, ma la CGIL è aperta, nel senso che è aperta attraverso i canali telefonici e via email. Quindi le persone possono chiamare, farsi assistere telefonicamente
oppure mandare delle mail? Esatto, noi abbiamo ad esempio in tutte le province, siamo con decine e decine di colleghi che stanno ricevendo non più fisicamente negli sportelli delle sedi, ma stanno rispondendo telefonicamente e via mail, e tutta quella documentazione che noi tradizionalmente raccoglievamo cartacea la stiamo raccogliendo via informazioni telefoniche oppure via mail con i nostri c'è sempre indirizzi. l'assistenza, non Esatto, questo assolutamente, sono di indirizzi proprio dedicati all'emergenza coronavirus. Qui stiamo parlando di lavoro dipendente, in aziende grandi, piccole, nel privato, nel pubblico, come funziona? Questo è legato, cioè è tutto quello che è il rapporto di lavoro dipendente subordinato, senza distinzioni di dimensione dell'azienda. Perciò questa tipologia di congedo straordinario retribuito vale per tutti coloro che sono lavoratori dipendenti. Poi vedremo nelle schede successive, c'è qualcosa anche che riguarda appunto altre figure professionali, ma queste le vediamo eventualmente dopo. Perfetto, chi è connesso in internet, perché penso quasi tutti i lavoratori hanno possibilità, appunto come abbiamo messo adesso in onda dalla regia, consulta il sito della CGIL della tua provincia, quindi ogni provincia ha la propria sede CGIL, sede INCA, patronato, sì, e esatto. Negli orari d'ufficio, voglio sottolineare, perché dopo tanti ci hanno ecco. telefonato, vedono la trasmissione, pom, chiamano esatto. e non c'è. No, però la mail dà questa anche certo. possibilità alternativa di poter anche comunicare in un orario che diciamo non è quello dell'ufficio, ma che comunque non appena ci sarà dall'altra parte qualcuno operativo, insomma, darà una risposta. E sempre in queste situazioni di emergenza il bonus babysitting. Questo è un'alternativa, nel senso che hanno introdotto questa possibilità in alternativa all'utilizzo del congedo straordinario. Chi non può utilizzare il congedo straordinario o perché appunto esigenze lavorative non glielo consentono, immaginate tutto quel comparto della sanità, se ci sono famiglie in cui entrambi i genitori lavorano in un ospedale con questa situazione veramente di grande emergenza, di grande difficoltà, in alternativa è stato riconosciuto la possibilità di poter avere un bonus di 600 euro per chi è dipendente i lavoratori dipendenti in genere che non utilizzano appunto il congedo straordinario, ma elevato a 1000 euro per i lavoratori del settore sanitario e il personale del comparto sicurezza della difesa del soccorso pubblico, perché appunto sono quelli che maggiormente anche impegnati e che hanno anche una necessità, diciamo, di maggior presenza nel luogo di lavoro. Questo è una tantum? Questo è una tantum, ora il decreto di cui stiamo parlando, insomma, in questi giorni è un decreto legge, il 18, che è stato uscito il 17 di marzo, uscirà un secondo decreto, ce lo hanno già comunicato, che sarà quello di aprile, certo. Probabilmente, e lì vedremo, ma credo che lì dentro avremo anche la proroga di bonus piuttosto che di congedi che abbiamo già e che conosciamo già per quanto riguarda la mensilità di marzo. Allora, qui dice le lavoratrici e i lavoratori potranno presentare la domanda. Ecco, anche qua, perché dobbiamo attendere, ad esempio, per quanto riguarda il bonus babysitting, ad oggi l'INPS non ha ancora pubblicato nel sito la procedura per fare la domanda. Anche qui è una domanda che si fa online nel sito dell'INPS, sempre avvalendosi del patronato INCA, ma non appena appunto avremo la procedura in corso, perché ad oggi non è ancora stata. E vale per il mese di marzo a questo punto? E vale per il mese di marzo a questo punto. Quindi ci si accavalla poi con quello prossimo, esattamente, se ci sarà un rinnovo esattamente. Ed è sempre rivolto comunque alla platea di lavoratori dipendenti. Il bambino entro quale età si considera bambino per quanto riguarda allora, il distinguo che è stato fatto nel decreto legge è appunto fino a 12 anni di età e inteso appunto come congedo straordinario retribuito, e siccome il bonus babysitting è alternativo a quel congedo, stiamo parlando sempre di 12 anni di età. 12 anni di età, quindi questo è il esatto. vincolo. Abbiamo poi il congedo, che è la slide successiva, la numero 3. Straordinario non retribuito. Esatto, che riguarda invece i genitori di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, anche qui a condizione che l'altro genitore non sia beneficiario di strumenti di ammortizzatori sociali, cioè che non sia in cassa integrazione e che comunque non sia a casa, hanno diritto di astenersi fino a tutto il blocco delle attività didattiche
delle scuole di ogni ordine e grado, però in questo caso senza corresponsione di indennità. C'è una sorta di puoi rimanere a casa, il datore di lavoro non ti può impedire di farlo, lo puoi fare dai 12 ai 16 anni, però c'è il problema appunto che appunto non è indennizzato questo periodo, certo. E non è una cosa da poco, indifferente. E non è cosa da poco, assolutamente. Anche qui però può essere conveniente farlo. Bisogna capire qual è il contesto familiare, la situazione familiare di ogni appunto, situazione. Diciamo che stiamo parlando comunque di ragazzini che sono già un po' più grandicelli, tra i 12 e i 16 anni. Che però possono combinarne una più divertente. Brava, esatto. Perché mai sottovalutare. Esatto. Allora, come si fa domanda? La domanda in questo caso invece, essendo non indennizzato, è sufficiente presentare la richiesta direttamente al proprio datore di lavoro, citando i riferimenti normativi, appunto, e non bisogna attivarsi attraverso la procedura INPS perché appunto è un congedo non retribuito. Certo, a proposito di questo, se le persone per le quali si è attivata la cassa integrazione, tipo adesso sono chiusura delle attività, una di queste dovesse scoprire, le attività sono chiuse, quindi è finita in cassa integrazione, che si ammala di coronavirus, per esempio. Si interrompe la cassa integrazione e si incunea il procedimento di malattia professionale, perché poi è stato detto che nel caso in cui la malattia sia stata controllata come presumibile possa essere nel periodo in cui la persona lavorava in azienda, in luogo di lavoro, nel tragitto è malattia professionale oppure è no? Intesa infortunio sul lavoro, sempre bisogna dimostrare il nesso causale tra la patologia e perciò il fatto che abbia contratto il Covid-19 e l'attività lavorativa, quindi perciò bisogna dimostrare esattamente, ma qualora appunto intervenga durante l'insorgenza della cassa integrazione, durante il godimento della cassa integrazione e l'insorgenza diciamo della positività e in questo caso interrompe la cassa integrazione e si va si chiama indennità temporanea INAIL, che è una indennità in sostanza che ti riconosce il 100% della retribuzione. Non a carico del datore di lavoro ma delle casse dell'INAIL questo. Esattamente. Quindi anche qui c'è una procedura particolare? Assolutamente, questi casi devono essere segnalati perché c'è poca conoscenza della parte infortuni sul lavoro INAIL. Queste cose infatti noi stiamo proprio in queste ore producendo del materiale e di volantini informativi su questo argomento, mettersi subito in contatto con il patronato INCA della propria provincia di residenza. Ma lo deve fare il lavoratore? Oppure... La denuncia la deve fare il datore di lavoro, ma in un contesto così particolare e così complicato come quello di oggi, dove appunto ci sono le aziende in grosse difficoltà perché appunto hanno questo blocco improvviso dell'attività. Può succedere che magari dall'azienda, perché l'azienda dovrebbe fare l'immediata denuncia all'INAI di infortunio sul lavoro, ma se il lavoratore è a casa in cassa integrazione bisognerebbe che il lavoratore informasse subito l'azienda prima di tutto e poi insomma ci sono delle varie cose da mettere in piedi, da mettere in atto, che è bene seguire passo passo tutta quanta l'attività anche avvalendosi dell'assistenza del patronato INCA. Quindi è importante anche questo ricordarsi, allora avvisare l'azienda, perché se è un caso che se ne verificano altri bisogna che qualcosa assolutamente, il lavoratore deve subito, immediatamente appena è a conoscenza, e ovviamente ci deve essere un nesso causale tra l'attività lavorativa e il fatto che appunto è positivo al Covid-19, deve avvisare il datore di lavoro e poi il datore di lavoro, se appunto sa che in azienda ci sono stati altri casi di conseguenza. Questo è molto importante. È importantissimo, sì, assolutamente. Sono cose tutte infieri che però no, ma si stanno veramente sommando una dietro l'altra. Permessi giornalieri retribuiti, la legge 104 esatto, famosa. Esattamente, qui andiamo in un ambito in cui stiamo parlando di nuclei familiari o comunque insomma di famiglie dove c'è la presenza di soggetti con handicap. Già la normativa attuale prevede la possibilità ai lavoratori di potersi assentare dal lavoro per 3 giorni al mese e sono 3 giorni retribuiti. Con questo decreto si va ad aggiungere per i mesi di marzo e di aprile altre 12 giornate. In sostanza, oltre ai 3 giorni già presenti per marzo più 3 presenti per il mese di aprile, perciò 3 più 3 è 6, ne abbiamo altri 12 per un totale di 18 giorni complessivi retribuiti
che possono essere utilizzati in maniera frazionata o continuativa nell'arco di queste 2 mensilità, e in questo caso l'indennità economica è pari al 100% della retribuzione. Allora, quando spieghiamo un po' bene, diciamo alla 104, perché ci si è detto di tutto e di più, è stata usata ma anche abusata e a volte non compresa nella sua portata normativa. Allora, la 104 è una legge che è molto lontana, che risale al 92, dove riconosce la condizione di gravità, di connotazione di gravità di un soggetto portatore di handicap. All'interno del nucleo familiare? In generale, ok. Va bene, perciò, sì. Okay, che quella è la legge che riconosce. Successivamente negli anni poi c'è stata un'evoluzione anche da parte del legislatore, ma anche la normativa è modificata. Si sono introdotti poi dei permessi retribuiti in virtù di questo riconoscimento della condizione di handicap. Esistono appunto i permessi che sono i 3 giorni mensili riconosciuti ai lavoratori nei confronti di chi? Nei confronti di un familiare, perciò il familiare può essere sia il coniuge, il figlio, il genitore, il parente, anche fino ad arrivare di secondo grado, e anche non residente. Okay? Perciò facciamo l'esempio: il lavoratore che ha il genitore anziano nell'abitazione e non abita con il lavoratore, ha diritto a beneficiare di 3 giorni al mese di permesso per poter accudire il familiare disabile. Ecco, con il decreto legge 18 si è ampliato il numero di giorni a disposizione di lavoratori per queste 2 mensilità, e sono diventate complessivamente 18 giornate indennizzabili. Quindi insomma un numero è già più importante. Ora vedremo poi anche il decreto di aprile ovviamente se rimarranno queste giornate o se introdurranno qualcos'altro. In ogni caso è un sostegno importante, insomma, per le famiglie in questa fase di estrema difficoltà. Ecco, quindi questo è importante. Allora, siamo in chiusura di trasmissione, poi dedicheremo una prossima puntata ad altri approfondimenti, perché non finisce qui. Sempre relegato a questi aspetti di gestione, diciamo, familiare, che cosa vi sentite un po' di consigliare, quali tipo di cautele anche adottare, a che cosa fare attenzione, perché tante volte si trascurano delle azioni che devono essere invece intraprese per evitare di perdere anche dei diritti. Sì, diciamo che quello che è importante è che qualora un lavoratore o una lavoratrice abbia dei dubbi, comunque si mette in contatto con la CGIL, con il patronato INCA, insomma con chi rappresenta i lavoratori anche nel luogo di lavoro. In particolare, per quando stiamo parlando di condizioni particolari come quelle della presenza di una persona disabile in famiglia, molto spesso non si è a conoscenza di tutte quelle che sono le prestazioni, ma anche gli aiuti, che non sono solo di aiuti dal punto di vista di permessi lavorativi, ma sono anche aiuti economici, sono, diciamo, provvidenze economiche che sono legate a questi riconoscimenti e che sostengono e aiutano in condizioni appunto particolari non solo il soggetto stesso portatore, diciamo, di questa disabilità, ma anche la famiglia. La normativa è molto cambiata nel tempo, ha fatto delle grandi anche passi in avanti ed è evoluta, insomma, in questo senso. Però ahimè in Italia le cose sono sempre molto diciamo, non facili da comprendere, proprio perché questa evoluzione continua o conosci bene a fondo la materia, altrimenti corri il rischio poi di lasciare per strada dei pezzi di diritti, che è quello che noi non vogliamo, insomma, perciò. Quindi bisogna stare sempre molto allerta. Allerta, assolutamente. Allora, Nabilato, grazie mille del suo supporto. Ricordatevi, le sedi sono trovate sul sito web tutte le disposizioni relativamente agli orari, ai telefoni, ai luoghi delle sedi, però dovete telefonare, fare un appuntamento telefonico oppure scrivere. Per quanto riguarda le pensioni, verifiche delle pensioni, in questo momento non si può andare agli sportelli, ma si può sempre chiamare per avere delle lucidazioni. Non appena tutto si riavvierà, si procederà come di consueto con l'attività ordinaria, però le sedi sono aperte telefonicamente, naturalmente. Grazie ancora, buon proseguimento. Dopo la pubblicità ci ritroviamo insieme per l'approfondimento con altri ospiti.